perché le farmacie del Veneto vogliono dare la loro mano ai cittadini bisognosi e quindi il mio invito a tutti gli ascoltatori è quello di partecipare l'8 di febbraio, di venire nelle nostre farmacie e di acquistare un farmaco per chi ne ha bisogno. Ricordo che le farmacie hanno dato il loro contributo e che questo farmaco è stato richiesto da enti assistenziali che espressamente l'hanno richiesto, per cui il sacrificio dei veneti va indirizzato direttamente a chi ne ha bisogno, non c'è niente di sprecato. Le farmacie contribuiranno anche loro a questa iniziativa? Le farmacie contribuiscono in solido a questa iniziativa con un versamento in denaro. Ricordo che questo versamento in denaro delle farmacie a livello nazionale ha superato la quota di 500.000 euro. È un contributo importante che darà la possibilità al banco di fare altre iniziative benefiche a favore di chi ne ha bisogno. Perfetto.